Siamo all'interno del Suadè ad Agrigento per una serata organizzata da Francesco Circo Management con Tina Cipollari e DJ Pablo e Marco Catalano. Buon divertimento! And live without you, it's like a foolish game. And all that I need, your velvet white hands. It doesn't make sense, the emptiness I see. Siamo saliti in console per intervistare Marco Catalano. Ciao Marco! Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Generazione Non Stop. Tu sei la voce di questa sera, vero? La voce, l'anima e il cuore. Come va questa serata al Suadè? Bene, è stata una serata impostata diciamo con un target di gente differente dal solito, gente diciamo un po' più grande, gente che ama non solo diciamo il solito casino, che ama anche un po' di tranquillità, la bella musica anni 70, 80 e 90. Qui con Pablo Digi e il nostro caro amico ci divertiamo sempre. Noi non possiamo di certo aspettare Pablo che si ferma, dobbiamo intervistarlo assolutamente, quindi mi dispiace, ti disturbiamo. Ciao Pablo. Ciao tesoro, come stai? Tutto a posto? Spero bene, guarda. Lui e Pablo lo riconoscete, no? È il più bello di Generazione Non Stop. Più bello quindi... no, più bello, ti prego, più bello no. Guardate che occhi, guardate. C'ha solo quelli di buono perché poi nel resto della testa non so. Solo gli occhi, no, scherzavo. Ragazzi di Generazione Non Stop, siamo con Tina Cipollari, conosciuta come Tina di Uomini e Donne, certo. Da un bel po' di anni, se non sbaglio sono 9, dal 2001 mi pare? Dal 2001 esattamente, hai tenuto bene i conti. Ho tenuto bene i conti, ma dimmi una cosa Tina, allora come si fa ad essere un personaggio come sei tu che apparentemente magari potrebbe, dico tra virgolette, risultare un po' nel senso non antipatico ma un minimo di questo modo di fare che hai, invece risultare veramente molto simpatico alle donne, alle signore, alle ragazze, e dicono Tina mi piace di Uomini e Donne. Come si fa ad avere questo modo di fare che però piace tantissimo? Ma guarda, devo dire che io non faccio molta fatica ad essere quella che sono, perché il mio è vero è un personaggio, ma guarda c'è poco di costruito, perché è una cosa che mi viene molto spontanea quando sono davanti alle telecamere. Sì, amatissima dalle donne lo so, perché comunque vedo la gente che mi ferma per la strada, ho tanti riscontri, anche ho un pubblico anche di bambini che mi segue tanto ormai da anni. Ma sai, comunque la gente poi si accorge che al di là di questo personaggio comunque si nasconde una donna che ha dei bambini, che ha una famiglia, che tutto sommato ha una vita diciamo normale come tutte le donne. Ma sei molto così anche nella vita normale, nel senso hai questo modo di fare, questo modo di porti? Questo è un po' come dire, fa parte della mia personalità, ripeto, non è che io mi sforzo molto ad essere così. E a casa sei molto diretta, quando pensi una cosa sei molto diretta comunque. Sì. Esattamente come mi vedono in televisione, sono così. Se ho da dire una cosa la dico, non mi piace girare intorno alle cose, sono molto diretta e quindi mi piace parlare in faccia. Ecco. Hai iniziato come corteggiatrice, come tronista? Sì, ho fatto un po' di tutto, devo dire. E poi come mai? Cosa ti hanno detto? Per quale motivo hanno scelto te per averti in studio? Trasmetti qualcosa al pubblico che magari altri non fanno? Sì, penso di sì, ma diciamo che io ho iniziato lì sì, esattamente come corteggiatrice, poi ho fatto anche la tronista, subito dopo anche diciamo così come opinionista. Beh sì, sicuramente ho avuto dalla mia parte il pubblico quasi dall'inizio, ho fatto questa simpatia alla gente e poi sono rimasta lì. Ragazzi, vi assicuro che è molto più bella dal vivo.
Che in TV, molto molto più bella. No, perché io devo dire una cosa, che comunque le telecamere veramente ingrossano, cioè molta gente quando io lo dico, Sì. lì a uomini e donne, Non credono magari. no, pensano che io sto scherzando, dice una delle sue gag e basta. Invece no, è così, guarda, per chi fa televisione queste cose le sa, poi tu dovresti sapere Sì. che le telecamere, se tu sei una 42 diventi una 46, quindi io quando ero una 44 ero una 48 in pratica, adesso piano piano insomma sto riacquistando la mia linea. Va bene, noi lasciamo lavorare Tina, quindi vedranno naturalmente Grazie. delle immagini qui all'interno del locale, è stata veramente molto simpatica e noi ce lo aspettavamo. Posso chiederti una cosa? Mi capita a volte, Sì. tra parentesi, dei VIP, comunque dei personaggi famosi, che sono un po' freddi, un po' così resti a rilasciare delle interviste, un po' se la tirano, un po' così. Vedo che veramente sei stata una persona fantastica realmente. sono la mano. Perché alcuni invece sono così. Quello Vabbè. fa parte un po' del carattere, io sono una persona molto, molto spontanea, molto alla mano e credo che questo divismo che diciamo forse non serve a nulla, perché poi anche noi che lavoriamo nel mondo dello spettacolo in fondo è un lavoro come un altro e anzi dobbiamo essere noi a dare il buon esempio, cioè ad essere delle persone comunque che capiscono le persone, grazie alle persone siamo diciamo popolari e quindi io amo molto il mio pubblico e faccio molta attenzione, io veramente ora non per farmi pubblicità, una pubblicità positiva, però devo dire che io anche quando sono molto stanca, anche quando la mattina vado a fare la spesa, che mi fermano le persone, che mi chiedono l'autografo oppure vogliono fare una foto, io sono sempre molto disponibile perché questa gente, come dici te, che se la tira dovrebbe pensare che se loro sono in televisione, se vengono intervistati, lo devono solo al pubblico, perché, Infatti. perché poi è il pubblico che ti fa diventare appunto popolare, importante, quindi non dobbiamo perdere di vista questa cosa che è molto importante, noi viviamo perché il pubblico ci vuole. Io voglio dare un bacio a Tina. Grazie. E salutiamo gli amici di Generazione Non Stop. Ciao ragazzi. Tina saluta gli amici di Generazione Non Stop. Sì, volevo veramente salutarvi, volevo darvi un grosso bacio, un grande abbraccio a tutti gli amici di Generazione Non Stop. Bacio.